Ciao a tutti carissimi e ben ritornati sul canale per questa nuova escursione. Intanto vedete alle mie spalle questo cielo azzurrissimo e tra l'altro c'è un vento oggi che metà basta, però almeno oggi c'è questo tempo meraviglioso e ho approfittato appunto, essendo domenica, di fare un'escursione breve ma in un luogo che non ho mai visto e appunto volevo andare fino a Cima Valbella che è lì in località Bertigo a Raglio. Intanto partiamo perché sono le 14, è ancora abbastanza presto. Intanto vedo che il vento sta addirittura dondolando al treppiede, quindi mettiamoci in auto e partiamo. Ecco qua, finalmente arrivato. Sono le 14:53. Come detto, ho parcheggiato in questo angusto posto lungo la strada e qui sono in località Laben e dopo aver passato da poco le sciovie Valbella verso nord, saranno 200-300 metri più giù di qua. Adesso guardo un attimo le indicazioni, anche se vedo già qua davanti adesso questa mulettiera che si inerpica, indicazioni per Monte Valbella, quindi non resta che proseguire e vi mostro una cosa. In direzione nord ci sono le indicazioni per Malga Stenfle, posto che mi nomina spesso il mio amico Maurizio del Macrillo, dove ci può trovare al ristoro, al fresco anche in estate, quindi magari la prossima volta ci farò un pensierino. Ecco, vedete qui un'indicazione che vi indicavo, anzi le indicazioni, località Labe e Monte Valbella verso destra. Intanto potete vedere nel percorso che ci accompagna verso la cima il sentiero che è costellato di tarassaco in fiore, perché ovviamente qui la stagione vegetativa è indietro di un mese rispetto da noi in pianura. Andiamo a posare i piedi anche a Cima Valbella. Ed ecco qua, una volta arrivati anche a Cima Valbella, e le montagne dell'altopiano che restano sono sempre a meno. Immenso rispetto per questi luoghi sacri. Infatti apprezzo sempre il fatto di arrivare e non trovare nessuno per contemplare un attimo, perché sono luoghi che proprio non è nemmeno rispettoso trovare stracolmi di persone, quindi ci si gode il silenzio, la pace, si riflette insomma sugli avvenimenti che possono essere successi. Tanto vedete qui la desolazione delle ex piste da sci della Valbella ormai in disuso, in decadenza direi. Qua su ci sono almeno tre, anzi ci sono di sicuro tre impianti di risalita, tutti in disuso. Dunque, questo che scende verso sud, questo che scende verso est e quello che scende verso ovest e va a finire lì vicino a dove ho parcheggiato l'auto. E che spreco di metallo, si potrebbe recuperare, un vero peccato. Ecco, intanto vedete che mentre sono seduto ai piedi di questa baracca qua alle mie spalle, ecco proprio adesso sta uscendo il sole, volevo dirvi che si era appena piazzata una nube proprio davanti al sole. Infatti, essendo ancora maggio, ho dovuto un attimo ricorrere a un upgrade dell'outfit. Esce il sole, ecco, come non detto. Comunque adesso sto qua un attimo a contemplare questo ben di Dio della natura. E niente, adesso sono le 16:05. Starò qui 10-15 minuti così, tanto per rinnovare un po' i polmoni con l'aria buona e un attimo mi godo il silenzio, i suoni della natura e dopo toccherà tornare in pianura un'altra volta, ahimè. Ma ecco, buonanotte ragazzi, vi saluto e ci vediamo dopo. Comunque ero qua che riflettevo tra me e me, ho pensato effettivamente che non vi ho ancora parlato di Cima Valbella
Praticamente Cima Valbella è innanzitutto a 1311 metri sul livello del mare. Poi beh, è famosa dal punto di vista storico perché è stata teatro della famosa battaglia dei Tre Monti, insieme con il Col d'Ec e il Col del Rosso, che sono appunto tutti qua vicino. E niente, una volta avete potuto assistere al bello della diretta col vento che ha ribaltato il treppiede. Comunque vi stavo dicendo che appunto è importante dal punto di vista storico e una volta qui, come vi ho fatto vedere, c'erano importanti impianti di risalita e piste da sci. Ovviamente adesso è tutto in degrado come avete potuto vedere. Quindi storico e sciistico una volta. Cima Valbella regnava o qualche anno fa. Adesso invece adesso è il regno del relax e dei suoni della natura. Ecco, comunque nel frattempo sto tornando alla macchina. Purtroppo appunto l'escursione è quasi giunta alla fine, purtroppo va così. Però ne valse pienamente la pena, è stata veramente una domenica pomeriggio ben investita. E niente, comunque vi farò i saluti una volta arrivato giù all'auto. Ecco, come detto, sono arrivato all'auto che vedete dietro di me. Purtroppo è ora di tornare, come vi dicevo, sono le 17:49. Ho fatto circa 8000 passi, quindi appunto non un'escursione lunga, però merita. E niente, qui da Contrada Labe è tutto e io vi saluto. E vediamo, la prossima escursione vorrei fare qualcosa di più lungo, adesso che sui 2000 metri c'è ancora neve, però comunque ormai anche qua oggi siamo a 19-20 gradi, quindi tra poco ritornerò a fare escursioni ad alta quota. Per intanto spero che il video vi sia piaciuto e rinnovo l'invito se vorrete iscrivervi al canale. Vabbè, comunque se uno troverà interessanti i video automaticamente si iscriverà. E niente, non ho altro da aggiungere se non che finalmente mi sono liberato dello stress della settimana feriale e adesso torno a casa felice e contento. Cari miei, vi saluto e vi rimando alla prossima escursione.